Dispense senza prodotti agroalimentari italiani. È quanto accadrà a breve, secondo il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli ai microfoni di Tele4 Trieste. Molte aziende ci stanno dicendo noi non raccoglieremo a settembre perché raccogliere e produrre ci costa di più che lasciare il prodotto agricolo in raccolta in campo. Caro energia che secondo gli agricoltori è solo la metà del problema, l'altra aggravante è la siccità. Noi abbiamo due problemi, un problema di siccità che ha colpito tutta l'area e non solo l'Italia, che quindi imporrà anche produzioni più basse, e poi una serie di costi che sono aumentati e che in parte verranno scaricati anche sul consumatore finale, che si trova anche a fronteggiare i temi del carovita, dell'inflazione e tutta una serie di problemi che ci fanno preoccupare anche sulla capacità di assorbimento da parte del consumo finale, e questo ci dà ulteriori preoccupazioni. Siccità che ha penalizzato pesantemente tutti i comparti agricoli, con rese per ettaro in molti casi diminuite anche del 40%, che si traducono già in scarsità di prodotti come frumenti, mais, soia, sia per consumo umano che animale. Inevitabile anche l'aumento dei prezzi delle materie prime che, accompagnati ai costi energetici, stanno portando, solo per fare un esempio, molti panifici alla chiusura. Una tempesta perfetta quindi sulla nostra agricoltura, secondo il ministro, che ricadrà inevitabilmente sui nostri approvvigionamenti nei supermercati. Questo però porterà a un problema di prodotto, a una quantità di prodotti agroalimentari inferiore e quindi a una difficoltà di accesso al cibo. Ci stiamo parlando di questo tema. Dagli agricoltori chiara la richiesta alla politica. L'agricoltura ha molti strumenti a sua disposizione per poter far filiera, essere più efficiente e dare intanto sulle tavole degli italiani tutti i prodotti necessari, ma anche per essere più produttiva nel futuro. Certo, lo possiamo fare se abbiamo una politica che abbia le idee molto chiare su quello che deve essere un progetto agricolo nazionale ed europeo. Oggi come oggi mi sembra che ci sia molta confusione, si va più su altre priorità e non su queste che sono veramente quelle più importanti.